spot scioccante dei comuni calabresi della Locride per promuovere il turismo al sud criticando quello del nord ha provocato la reazione del presidente Zaia, proprio a margine della presentazione della promozione congiunta in Germania del litorale di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Io non avrei mai fatto un video del genere, ma non mi sarei mai permesso. Penso che è un video che è poco unitario, è un video che pone una questione che ho già posto, che è quella del sud contro il nord, perché ormai è serpeggiante e la si respira, non voglio generalizzare, ma è un brutto segnale, un bruttissimo segnale. È un video che comunque discredita dei territori, cioè i nostri, offende i nostri territori, è un video che offende i nostri operatori, è un video che offende i veneti. Penso alla disperazione a volte di brutti segnali e spero per loro che il bilancio di fine stagione sia buono, ottimo, perché se non sarà così saranno bocciati tutti. Invito anche la Presidente Santelli a prendere in mano questa situazione. Se da me una decina di sindaci avessero fatto uno spot di questo tenore contro la Calabria, li avrei censurati subito. Politiche ambientali, sanitarie e suicide orientate al business si legge nello spot mentre scorrono immagini di industrie e ciminiere. Fare uno spot nel quale si dice che in Veneto si muore per colpa dell'inquinamento, si fanno vedere le ciminiere, che non so neanche dove le abbiamo fotografate, sarebbe bello anche andare a prendere quella foto e capire anche se sono venete quelle ciminiere. Dar l'idea di un posto inquinato sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista sanitario, allora io mi chiedo per quale motivo molti cittadini di quella regione vengono a curarsi qui da noi. Un commento anche da parte dell'assessore al turismo Caner, che non ha intenzione di passarci sopra. Non ci è piaciuto per niente, perché sarebbe come noi facessimo uno spot dicendo ai turisti stranieri di non andare in Calabria perché c'è l''ndrangheta. Cioè, queste cose qua non hanno senso. Ho già mandato lo spot al presidente della commissione turismo della conferenza delle regioni, che è Mauro Febbo, è anche un amico. Devo dire che tra noi assessori al turismo delle varie regioni c'è ottima sintonia, quindi sentirò anche la mia collega della Calabria da questo punto di vista. Gli ho chiesto che venga ritirato.